Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. The Olympic flame lit up Trieste and the rest of Friuli Venezia Giulia on the road to Milan Cortina 2026. Olympic excitement arrives in Monfalcone as the Milano Cortina 2026 flame passes through the city. Cheered on by families and children, the torch marks an official step on the road to the upcoming Winter Games. Beh, un bellissimo evento, vedete la piazza è piena, comunque tutta via d'Aosta e via Fratelli Rosselli è piena, ci sono tantissimi bambini qua e attendiamo i pedofori. Eccoli qui, adesso sta arrivando la testa di serie con la polizia municipale e siamo qui pronti ad accoglierli ma soprattutto a salutarli. The Olympic flame of Milan Cortina 2026 arrived to Trieste's Miramare, passing the castle and its historic park before lighting up the city on January 23rd. The Olympic flame reached Trieste this Friday afternoon, crossing the city and lighting Piazza Unità, before continuing on to Gorizia and Udine on the road to Milano Cortina 2026. I'm very excited to be here with my medal, so I'm very excited to be part of this history. It's absolutely incredible. I did my part also in the Torino stop, so I can't wait. La fiamma rappresenta i valori dello sport universale, quindi siamo orgogliosi ovviamente che passi nella nostra regione. È anche un'occasione, anche questa, per far conoscere il territorio, oltretutto nell'approssimarsi proprio delle giornate delle Olimpiadi di Milano e Cortina, con quale ovviamente noi svolgeremo un ruolo importante, seppur non sede di gare ufficiali, ma avremo moltissime squadre che utilizzeranno la nostra regione sia per allenamenti sia per alloggiare, quindi siamo dei partner molto vicini a queste Olimpiadi. It's a nice day for our region. Arrived the symbol of the peace, the symbol of any positive aspects that we have in our life. It's a nice day. It's a beautiful that our region and start here from Trieste have the possibility to participate at this great moment. Beh, l'orgoglio di essere italiani oggi, ma quello che mi ha fatto piacere, tutte le persone che sono venute qua da altre parti del paese impazziti per Trieste, molti non erano mai stati da noi. È una cosa, quello che mi hanno detto è una cosa incredibile. Friuli Venezia Giulia, where growth meets discovery. Friuli Venezia Giulia has approved a new communication plan to improve internal coordination and guide the public. It covers workflows, events, multimedia, and responsible AI use, with goals to measure the impact of regional communications in 2026. L'obiettivo del piano è quello di cercare di mettere insieme tutti i tasselli che abbiamo costruito in questi anni all'interno di una programmazione di massima coerenza. I numeri oggi testimoniano che il Friuli Venezia Giulia ha ancora margini di crescita, malgrado la crescita importantissima avuta in questi anni in termini di attrattività turistica. Noi abbiamo cambiato l'immagine di questa regione da un punto di vista turistico, completamente cambiata. Friuli Venezia Giulia, provinces make a comeback after 10 years. Italy's parliament has approved the return of provinces in Friuli Venezia Giulia, restoring local governments abolished 10 years ago. Elections are expected in 2027 after the region passes laws to establish the new provincial institutions. Trieste remembers, a night of music and courage with the Carabinieri Band. On February 25th in Trieste, the Politeama Rossetti will host a free Carabinieri Band concert honoring national hero Salvo d'Acquisto, alongside public events promoting awareness and protection against scams. Sì, la truffa è sicuramente un fenomeno estremamente subdolo e si commette l'atto di presunzione di pensare di essere immuni da questo fenomeno, che è un fenomeno trasversale, tocca tutte le età, è particolarmente pervasivo perché oggi come oggi, rispetto alla truffa che possiamo immaginare di decenni fa, c'è lo strumento del telefonino, della truffa telematica e quant'altro. L'unico strumento che abbiamo è quello dell'informazione, far capire al cittadino quelli che possono essere i segnali che possono far percepire una possibile truffa e possono mettere in allerta. Più informazione facciamo, più formazione del cittadino facciamo, più riusciamo a mettere in difficoltà il truffatore, e questo è il nostro obiettivo. Where European stories meet, the Trieste Film Festival.
Trieste Film Festival is taking over Trieste once again. With guests from more than 40 countries. We have so many films, documentaries, short films, animation, book presentations, exhibitions, guided tours. It's a celebration of the culture from Eastern European countries. And, it's like saying, come here, 9 days, you understand, these cultures. A weekend of rain and snow, but Friuli Venezia Giulia weathers the storm. A weekend storm brought heavy rain and mountain snow to Friuli Venezia Giulia, with up to 10 centimeters at higher elevations. Despite the weather, no disruptions were reported. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak her language.